Allora Gigi, abbiamo ascoltato le canzoni, ma adesso dobbiamo ritornare a parlare di scuola. Senti un po', ma a scuola della riproduzione ne avete parlato? Esatto, solo che non se ne può parlare qui in questo disco. Perché? Perché mi emoziono, no. Dai Gigi, non fare così, dai, in poche parole, ma che cosa è la riproduzione? La riproduzione è quando il padre e la madre fanno un zighite in giungite. Ma no Gigi, dai, ma che c'entra? Quando due persone vanno in intimità e quindi si dice che si accoppiano, adesso hai capito Gigi? E poi fanno i figli. Ho capito, maestra, ma i bambini come nascono? Gigi, facilissimo, i bambini nascono con un rapporto. Vabbè, maestra, mi viene da ridere. Gigi, ma la riproduzione è una cosa seria, ma perché ridi? Perché maestra, questa settimana mi hanno fatto 5 rapporti a scuola, che ho 5 figli. Ma dai Gigi, che sei il solito. Dai, la riproduzione è una cosa seria. Senti un po', mi sai dire come si chiama l'organo di riproduzione maschile? Maestra, non si può dire, questo è un disco serio. Ma dai Gigi, che si studia a scuola. Come si chiama l'organo di riproduzione maschile? Aspetta, maestra, lo diciamo alle persone che ci stanno ascoltando. Scusate, vi disturbo. Ah, ci state ascoltando? Senti, ti volevo dire, lo posso dire l'organo, come si chiama l'organo di riproduzione maschile? Vediamo? Sì, sì. Calarati essa, maestra, si può dire? Perché l'hai visti? Sì, allora l'organo di riproduzione maschile si chiama clarinetto. Clarinetto? Sì, Ma sei sicuro che si chiama clarinetto? sicurissimo. Scusa, e allora come si chiama l'organo di riproduzione femminile? Si chiama fisarmonica. Ma che dici? No, ti giuro, maestra, l'altra sera ce lo sentivo dire a mio padre e a mia madre, perché mio padre ha detto a mia madre: Rosalia, andiamoci a coricare che facciamo di nuovo un zighite in giungite. E mia madre ci ha detto: ma se imparti sta musica? No, però. Gigi, ma sei il solito. Nella riproduzione c'è un protagonista importantissimo che si chiama seme. Parlami del seme, dai. Il seme può essere con sale o senza sale. Ma che è quello che si mangia, Gigi, dai? Allora com'è, maestra? È il seme. Ah, maestra, vuole che ne parlo così o facciamo uno schizzo alla lavagna? Gigi, non si possono dire queste cose. Vabbè, però si possono fare. Ma dai, Gigi, che non è così. Il seme è importante perché deve rompere le uova. Il seme rompe le uova, chiaro? Ah, vero, maestra, Oh. adesso ci pensa riflettuto. Mm. Perché l'altro giorno, mentre mio padre faceva un giunghide con mia madre, hanno suonato alla porta. E mio padre ci ha detto: Rosalia, vai a vedere che rompe l'ovantopana. Ma Gigi, ma è una famiglia che è tutto un programma. Dai Gigi, basta, l'amore è una cosa seria perché anche gli animali si accoppiano, hai capito? Maestra, si accoppa? E il leone con la leonessa come fanno a capirlo, maestra? Ma Gigi è facile perché il maschio lascia nell'aria un profumo particolare, la femmina capisce e si accoppiano. Maestra, Dimmi. ma lo scimone e la scimpanzé come fanno a capirsi quando devono fare un zighite in giunghi? Gigi, il maschio lascia nell'aria un profumo particolare, la femmina odora e con il naso capisce e perciò si accoppiano. Maestra, Dimmi. il cane e la cana come fanno a capire quando si devono accoppiare? Come fanno? Dai, Gigi, è facile, il maschio lascia nell'aria un profumo, un odore particolare, la femmina annusa, odora e attraverso il naso capisce che è arrivato il momento e si accoppiano. Hai capito, Gigi? Maestra, Dimmi. ma tu che sei raffreddata? Gigi, ma come ti permetti di dirmi queste cose? Dai, basta Gigi, ci vediamo dopo, basta, non ne posso più con te. Maestra, io anche se non mi vede, non mi sento con te, non me ne frega un fico secco. Andiamoci a sentire un altro po' di musica.